La pulizia curata dalla terra, poi la spugnatura con l'acqua ed ecco che appaiono pezzo per pezzo i tasselli colorati, rosso acceso, blu e verde intenso. La nuova sorprendente scoperta nel sito archeologico della Villa Romana dei Mosaici a Negrar, nel cuore della Val Policella, un sito che già in passato aveva regalato sorprese di grande valore storico. Lo vedete un faggiano, un cesto di frutta e più in là un piccione. Ecco i nuovi mosaici ritrovati qui nella Villa dei Mosaici di Negrar, splendidi, ancora perfettamente intatti i colori. Si tratta di una parte del pavimento che abbelliva verosimilmente il chiostro della parte residenziale della villa signorile risalente al IV secolo d.C. A fare la scoperta gli archeologi della Soprintendenza di Verona diretti dalla SAP, Società Archeologica. Questo tipo di conservazione così fresca, così evidente, con questi colori così vivaci, è una rarità assoluta, resa possibile qui dall'incredibile apporto colluviale di metri di terreno che hanno coperto diciamo, la parte sopravvissuta era la villa e quindi è stata in qualche modo sigillata e non più toccata. Anche l'Università di Padova sta collaborando, analizzando dei reperti del soffitto della villa che secondo gli archeologi è una particolarità davvero straordinaria. Quello invece che si può determinare con più precisione è il motivo del soffitto che doveva essere dipinto, tecnicamente si dice a cassettoni prospettici. Fare un confronto conosciuto, con tutto il rispetto, è famoso quello del Pantheon a Roma, questi cassettoni così che danno una dimensione di profondità al soffitto. Qui c'erano anche dei fiori inseriti nei cassettoni perché sono stati appunto visti e recuperati.